un codice etico di onestà, di sincerità nei confronti dell'elettorato, nei confronti dei cittadini, e di conseguenza dal nostro punto di vista questi colleghi militanti e rappresentanti in seno al Consiglio regionale che sono rimasti coinvolti in questi scandali non hanno rispettato questo tipo di codice comportamentale. Dunque quali sono la messa in pratica qual è? La messa in pratica è stata una richiesta già alcuni mesi fa nei confronti indirizzata più che altro al commissario nazionale l'onorevole Giampaolo Dozzo, richiesta che è stata accolta nel senso che c'è stato da ascoltare il commissario, però ci ha riferito che attendeva dei provvedimenti giudiziari nella fattispecie degli avvisi di garanzia prima di procedere, e così anche di fatto è stato, perché il provvedimento nei confronti del consigliere regionale Piccin, capogruppo, è stato di sospensione. Bene, grazie a Diego Bernardis, 2 minuti spaccati in questo istante, la linea torna a